Sto cercando di capire l'inquadratura, la luce. Non ti sto registrando, eh. Sto facendo un sacco di cavolate. Eravamo un po' in riserva. Questa ripresa. Che figo! Vedruzza. C'è una macchina dietro. Sì. Inizia il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, che è una gran figata. È arrivata la neve, quindi forse riusciamo a fare quello che abbiamo in mente. Ma che non vi abbiamo detto perché è una sorpresona. Oh. 870 metri sul livello del mare, Nameji. Nameji sembra un tempio giapponese. Arrivati? Arrivati! Wow! Wow! Che buono, che non frenava. Arrivati! Bene, siamo arrivati. Come sei? Come ti senti? Penso che mi metterò qualcosa di più pesante. E direzione? Direzione di là. Lui è Pino, quello con i bottoni, mentre quello con le orecchie è un po' messo male e si chiama Pinuccio. Vedo che è proprio Pinuccio. Eccola là. Questa è la famosissima discesa per famiglie. Ottima per Bob e Slittini. Vuoi provare? Ci penso. In realtà voi penserete che siamo qua per stare sulla neve. In realtà dobbiamo fare una cosa molto più diversa. Molto più diverso. Molto più diversa. Tipo conquistare il fortino. Esatto. Come scudo. Però come si entra? Scoprilo. Qui c'è una porta. Ma è chiusa. Penso sia un pelino proprietà privata. Che ghiacciata. Di qua di sicuro non riusciamo a entrare. E qui, vedete, non è più non è più proprietà privata. Lì è ancora più facile. Wow. Alla scoperta Della Valle Perduta. la casa stiamo seguendo le orme di un animale che porta le scarpe numero 44. Che animale può essere? Probabilmente un bisonte. Vai. Stai già registrando? No, adesso sì. Elena mi dà idee malsane e assolutamente pericolose, il che ci piace. Come li devo appendere? Come riesci? Tipo scimmia. Tipo scimmia? Tipo scimmia. Così? Esatto. C'è Instagram, che è Emilio, versus realtà, che sono io. Yeah! Dovrei metterla come sottofondo a sto punto. E il guanto. Ok. Adesso? Stavo pensando a un salto mortale, ma Aha. è un'idea un po' di merda. Concordo. Vado? Vai. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Wow! Come stanno le tue parti del corpo? Lo farei di nuovo. Ok. Tipo qua? Sì. Perché lavoro ti hanno assunto stavolta? Sta finendo il bianco, dobbiamo ridipingere un po'. Ah, ok. Qui no? Esatto. Un po' più bianco. Aspetta.
Ti porto la vernice? Sì, grazie. Ok, arrivo. Adesso stai dipingendo il cielo. Ma dove stai andando? Sto andando nella casa di mio cugino. Ma quanto sei spericolata? E se ti cade giù una tegola? E quel buco? Ma è di là che si va a Narnia. Ah, ecco dov'era. Ah! Non sei venuto con me di là a Narnia, in quel posto? È un paesino vicino a Udine. È che io non ci credo ai leoni. Dove stai traslocando? Mi sto allenando. Devo fare lo Sherpa in Thailandia tra un po'. Thailandia. In Nepal. Effettivamente le palestre sono chiuse, in qualche modo devi fare. Esatto. Quanta roba hai portato? Adesso vediamo Emilio come riesce a farsi male. O a uccidere un albero. Oh. Aiuto. Ok, sano e salvo. È arrivato qualcuno e adesso, intanto che la macchina fotografica ricarica la batteria, stavolta ho ricordato di portare la powerbank, facciamo una cosa fighissima. Se vedete una qualità diversa dell'immagine è perché stiamo utilizzando lo smartphone invece della camera. Per fare ciò che dobbiamo fare adesso ci serve una corda, un moschettone e uno spago che in realtà non ho a casa, quindi ho usato questa cosa che è per fare i pacchi in regalo, ma dovrebbe andare bene. Ecco cosa abbiamo fatto! Per chi non lo sapesse, questo tessuto bellissimo che compare magicamente dal nulla è uno sport che si chiama danza aerea e che adesso vedrete questi due pazzi qui provare a fare in mezzo al freddo e al gelo e alla neve. Speriamo che vi piaccia. C'è che stai un po' appesa lì. Sì, mi dica. Ci sono solo due cose che contano: quello che un uomo può e quello che un uomo non può fare. E questo l'uomo non fa, ma io posso farlo. Hai appena finito la quarantena. Beh che dal 24 saremo zona rossa, però... E allora? Stai riprendendo? Sì, ok. Dovresti farli però più in alto, se no non si capisce.
si sposta. Bellissimo. Però niente da fare, non cade. Oh, no. Forse cade quell'altra. Dai. Niente.